Circa una sessantina di interventi ieri della Protezione Civile in supporto ai Vigili del Fuoco sul territorio del Comune di Venezia, la maggior parte sulla terraferma, alcuni anche sul Lido di Venezia, insomma tanta paura, ma alla fine fortunatamente i danni sono stati molto contenuti, non ci sono stati danni a persone o cose. E così anche per il campanile di San Marco, che ieri, durante il violento nubifragio abbattutosi sulla città, aveva destato qualche preoccupazione con la caduta di alcuni frammenti di mattone. Nessuna particolare anomalia o situazione di rischio imminente è il risultato dei controlli effettuati questa mattina dai Vigili del Fuoco del nucleo SAPR, il sistema aeromobile a pilotaggio remoto del Veneto, che hanno eseguito i rilievi video fotografici del campanile con un drone. Le immagini sono state verificate in tempo reale dal vice dirigente dei Vigili del Fuoco del Comando di Venezia, Francesco Pilo. Al sopralluogo dei Vigili del Fuoco ha preso parte anche la polizia locale, che ha delimitato l'area, insieme al vice sindaco e assessore alla protezione civile Tomaello. Il cedimento potrebbe essere stato causato dall'impatto di un oggetto, un tavolo o una sedia volati via dalla piazza, contro la struttura muraria del campanile, che poi ne ha provocato lo scheggiamento. Sarà la Procuratoria di San Marco a provvedere alla manutenzione del campanile. L'auspicio che il tempo possa migliorare, che possa anche piovere, visto che lo aspettiamo da tanto tempo, ma che insomma non ci siano forti perturbazioni come quelle di ieri. L'auspicio insomma che anche massima attenzione da parte di tutti i cittadini, seguire anche le indicazioni, i bollettini che vengono periodicamente emessi.